Appello del Presidente della Regione Fedriga a Roma, Friuli Venezia Giulia ad alto rischio a causa delle nuove varianti dalla rotta balcanica e chiede di rivedere i parametri di valutazione dell'emergenza. Raddoppiato dal 2020 il numero di accessi allo sportello antimobbing del comune di Udine, 100 solo nei primi 6 mesi del 2021, per la maggior parte donne over 50 in smart working. Per le elezioni d'autunno, via libera del governo a trovare sedi alternative alle scuole per i seggi, nuovi fondi da Roma, diversi comuni del Pordenonese aderiscono, nessun cambiamento per le comunali di Trieste. Niente maxi schermi nelle grandi città per la finale dell'Europeo, Udine, Trieste e Gorizia dicono no agli assembramenti, a Pordenone in piazza su prenotazione, ok a Palmanova e Cormonse. Tokyo 2020 avrà un livello altissimo, ne è convinta Chiara Cagnero, vice campionessa in carica in partenza per la sua quinta Olimpiade, con un pizzico di emozione per non poter avere al seguito la famiglia. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Il Friuli Venezia Giulia è ad alto rischio di contagio a causa delle nuove varianti del coronavirus portate dagli immigrati che raggiungono il Friuli Venezia Giulia dalla rotta balcanica. È questo l'allarme lanciato dal presidente della regione Massimiliano Fedriga, che ha chiesto al governo di rivedere i parametri di valutazione basandosi sui ricoveri nelle terapie intensive. La variante Delta sta dilagando in tutta Europa, creando ovunque preoccupazioni per un possibile rialzo di contagi, soprattutto tra le persone non vaccinate. Anche in Friuli Venezia Giulia l'attenzione è alta, soprattutto per il possibile arrivo di altre varianti. È vero che in Friuli Venezia Giulia stiamo vedendo un aumento di variante Delta in tutta Italia e devo dire, se mi permette anche uno sfogo, che dispiace che dopo gli sforzi che questa regione ha fatto, oggi ci troviamo per esempio nella giornata di ieri con la gran parte dei contagi arrivati da immigrati entrati irregolarmente. Oltretutto che fanno la rotta balcanica e non sappiamo a quali varianti vanno incontro. Non soltanto quindi l'ingresso illegale, che già non mi piace e tendo a combattere, ma anche un ingresso legale abbinato a persone che portano il virus nel nostro territorio. Ma come ha accolto il governo l'appello del presidente Fedriga affinché siano cambiati i parametri di valutazione sull'indice dei contagi, tenendo presenti soprattutto i ricoveri in terapia intensiva? Inizieremo l'interlocuzione col governo, col CTS, per capire se i parametri che oggi utilizziamo da qui, penso ai prossimi mesi, rimarranno tali oppure modificheranno. Io ovviamente non vedo adesso il problema in queste settimane, in questi mesi, perché l'incidenza, almeno per quanto riguarda la Friuli Venezia Giulia, ancora è bassa ed è abbondantemente sotto i 50 ogni 100.000 abitanti nei 7 giorni. Ma penso ad esempio a settembre, se avremo una popolazione vaccinata ampia, e questo è un passaggio fondamentale, quindi vi ringrazio di farmelo ripetere, ma che i cittadini sappiano che vaccinarsi è importantissimo non soltanto per la salute, che è la parte fondamentale, ma per tenere aperte le attività, per andare avanti con il lavoro, per garantire la socialità che tanto ci è mancata. Aggiorniamo allora i dati della pandemia in regione, con 17 nuovi contagi che sono stati rilevati oggi a fronte di 3.420 tamponi molecolari, 16 appunto da questi, un caso invece da 1.689 test rapidi antigenici. Oggi non si sono registrati decessi, una persona è ricoverata in terapia intensiva, restano 6 pazienti ricoverati in altri reparti. È morto il tecnico folgorato nel parco fotovoltaico di Codroipo a 2 giorni dall'incidente sul lavoro avvenuto mentre stava operando all'interno di una cabina elettrica. Troppo gravi le conseguenze riportate. Luca Toniolo, 41enne di Cittadella, non ce l'ha fatta. Non è possibile morire facendo semplice manutenzione, servono risorse per la prevenzione, denuncia in una nota la FIOM CGIL Padova e Udine. Istituzioni, governo e Parlamento devono mettere come priorità l'intervento nel sistema industriale, così hanno concluso. Un pauroso incidente si è verificato questa mattina a Udine lungo la tangenziale ovest in direzione sud, causando lunghe code e rallentamenti. Letteralmente miracolato il conducente dell'auto che si è accartocciata tra il camion e lo spartitraffico. Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le 7, sulla tangenziale di Udine, all'altezza del sottopasso di Basaldella, in direzione sud, verso l'imbocco del casello autostradale di Udine Sud.
Il sinistro ha coinvolto un auto articolato e una vettura. Miracolato l'automobilista, nonostante la vettura sia andata distrutta nel violento impatto, finita tra il mezzo pesante e le barriere centrali spartitraffico. L'uomo è rimasto incastrato tra le lamiere e i pompieri hanno lavorato a lungo per liberarlo, tanto che inizialmente per lui si temeva il peggio. Alla fine ha riportato diverse botte, alcune contusioni e una frattura ad un arto inferiore. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco del vicino comando di via Popone e gli agenti della polizia stradale, a provvedere al ripristino della viabilità e alla ricostruzione di 30 metri di guardrail andati distrutti, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanici. Traffico in tilt per un paio d'ore, con lunghe code e veicoli a passo d'uomo. Un terribile incidente. E sempre questa mattina un altro incidente, uno scontro tra auto e moto, torno alle 11:30 a San Giovanni di Duino, è rimasto ferito il motociclista, un uomo di 32 anni dell'Isontino, illeso il conducente dell'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e un medico con l'elicottero sanitario. L'uomo ha riportato lesioni importanti ma è sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso. Un esponente di spicco della mafia latitante da tempo è stato fermato in Friuli, arrestato dalla squadra mobile di Pordenone. L'uomo di 58 anni, ritenuto fra i boss del clan mafioso Scalisi di Adrano, collegato al clan Laudani di Catania, è stato sorpreso in un comune della Pedemontana, ospite a casa di parenti. Su di lui pende un ordine di carcerazione per una condanna a 7 anni, 9 mesi e 3 giorni per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e rapina e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti per fatti commessi nel catanese tra il 2007 e il 2017. Era già stato arrestato l'11 luglio di quell'anno dalla mobile di Catania assieme ad altre 38 persone appartenenti al clan ed è stato associato nella casa circondariale di Tolmezzo. Apprezzamento per l'operazione della polizia viene espresso dal capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Cristian Sergo, per il quale la presenza del latitante sul nostro territorio non fa che confermare come il pericolo mafioso sia molto più vicino di quanto si percepisca. Per questo, conclude Sergo, da parte delle forze dell'ordine ma anche delle istituzioni l'occhio deve rimanere sempre vigile. A Udine raddoppia il numero di mobbizzati rispetto al 2020. Nei primi 6 mesi dell'anno si sono rivolte allo sportello del comune circa 100 persone. Nella maggior parte dei casi si tratta di donne over 50 che nell'ultimo periodo hanno lavorato in smart working. Nei primi 6 mesi del 2021 lo sportello antimobbing di Udine ha ricevuto 100 segnalazioni, in sostanza lo stesso numero ricevuto nell'intero arco dell'anno precedente. Presentando i dati in sala IACE, l'avvocato Teresa Dennetta, responsabile del punto d'ascolto, ha evidenziato che 77 casi sono riferiti a donne. Di questi 46 riguardano persone con diploma superiore, 28 con laurea e 23 con licenza di scuola media, che svolgono soprattutto mansioni impiegatizie o che lavorano nel settore dei servizi e del commercio. Nella maggior parte dei casi le vessazioni sono attribuite ai maschi. Sicuramente il lockdown ha portato i lavoratori anche al di fuori dell'ambiente di lavoro e quindi abbiamo visto che ha aumentato un eccessivo controllo sul lavoratore e questo ha sicuramente portato un forte stress al lavoratore perché continua mail, perché ti sei disconnesso o perché non digiti, perché non interagisci con la tastiera, sto consultando dei documenti, ma quanto tempo ci metti? Ecco, questa sensazione come se il lavoratore che fa attività da casa si imboscasse e non avesse scelto di lavorare per ragioni di sicurezza, per ragioni familiari, quello che è. Numerosi interventi a sostegno di realtà economiche sono stati decisi dalla riunione di giunta regionale di oggi, via libera anche ad un finanziamento di 2,5 milioni in 3 anni per gli interventi di edilizia scolastica che riguardano istituti paritari e la richiesta di dichiarazione di evento eccezionale per le gelate dello scorso aprile.
Sostegni ai professionisti, alle attività ricettive e alle start-up giovanili. La Giunta regionale ha approvato una serie di regolamenti che consentiranno a diverse realtà di poter arrivare a importanti contributi economici. L'assessore al lavoro Alessia Rosolena ha presentato i nuovi criteri per accedere ai fondi per i professionisti, uno dei motori principali dell'economia. Anche in regione i contributi sono stati estesi anche all'aggiornamento professionale, purché realizzati in FVG anche dagli ordini. Verranno invece erogati 2,5 milioni alle start-up giovani, rivolte a chi non ha ancora compiuto i 40 anni e fino a 40.000 euro a fondo perduto, tra le spese coperte gli investimenti e i brevetti. Il documento è stato presentato dall'assessore a sviluppo economico e turismo Sergio Emilio Bini, che insieme all'assessore al bilancio Barbara Zilli presenterà la prossima settimana in prima commissione del Consiglio regionale un fondo da 25 milioni per ammodernare le strutture ricettive, mantenendo una promessa fatta agli operatori. Insieme al presidente della regione Massimiliano Federica hanno sottolineato. Gli altri provvedimenti riguardano lo scioglimento del Consiglio Comunale di San Giorgio di Nogaro, lo stanziamento di 79.000 euro per Talmassons per i danni del maltempo e l'approvazione della richiesta di sostegno economico per gli agricoltori danneggiati dalle gelate di aprile. L'assessore Graziano Pizzimenti ha ottenuto anche lo stanziamento in 3 anni di 2,5 milioni per gli interventi di edilizia scolastica negli istituti paritari, via anche al comitato tecnico per la revisione del sistema dei tributi. Altro tema che tiene banco a livello regionale è la riforma della sanità, che passa attraverso il potenziamento sia delle strutture private convenzionate che dei presidi pubblici. Il governatore Federica intende bloccare la fuga di malati in strutture private convenzionate al di fuori del Friuli Venezia Giulia, un dato questo che pesa e grava pesantemente sul bilancio regionale. Evitare che i pazienti del Friuli Venezia Giulia si rivolgano a strutture private di altre regioni, accorciare i tempi d'attesa per le prestazioni sanitarie. A questo punto la regione, che sta valutando una riforma del sistema sanitario in cui c'è spazio anche per il privato. In questo momento la regione, prima della nostra scelta, sta utilizzando molto il privato. Peccato che non è il privato del Friuli Venezia Giulia convenzionato, ma quello di altre regioni. Quindi cosa succede? In questo momento noi abbiamo, avendo la capacità di erogare servizio del privato convenzionato del Friuli Venezia Giulia basso, i nostri cittadini sono costretti ad andare nel privato convenzionato di altre regioni. Chi paga quel privato convenzionato di altre regioni? Il Friuli Venezia Giulia. Non mi sembra particolarmente brillante come idea. Forse è meglio trattenere nel nostro sistema regionale le persone, innalzando poi il privato convenzionato del Friuli Venezia Giulia, così da abbassare quello delle altre regioni che paghiamo noi come sistema regionale, ma non solo, noi andiamo a potenziare anche il pubblico. Per Federica, potenziare il sistema sanitario pubblico non è solo incrementare personale. Faremo anche investimenti infrastrutturali, non a caso nella legge di assestamento ci sono altre decine di milioni per andare a potenziare gli ospedali del territorio. Questo vuol dire nuove prestazioni che possiamo erogare, nuovi servizi e capacità soprattutto di offrire un servizio a tutto tondo anche ai nostri cittadini. Non abbiamo più la necessità di andare in altri territori, se non ovviamente magari per quelle cure straordinarie dove abbiamo i grandi centri specialistici. Noi ce li abbiamo per alcune cose, altri territori per alcune cose, altri territori per altro. E si è conclusa oggi a Trieste la visita di 2 giorni di Sandra Zampa, responsabile nazionale del Partito Democratico per la Sanità. Particolare attenzione è stata posta al tema della salute mentale. Il modello Trieste della salute mentale non si tocca, anzi deve essere portato in tutti quei territori dove la legge 180, la legge Basaglia, non è stata applicata e non funziona. Sandra Zampa, ex sottosegretario alla salute, è oggi responsabile degli aspetti comunicativi relativi alle relazioni internazionali e alle attività istituzionali nazionali del Ministero. Ha incontrato e visitato il mondo della sanità triestina e delle cure psichiatriche che, secondo alcuni operatori, rischiano di essere messe in discussione, un timore condiviso dalle famiglie. Esco da questa visita con la certezza che questo è un patrimonio straordinario che occorrerebbe in realtà fare in modo che venisse conosciuto, diffuso in tutto il paese. Ho incontrato l'assessore regionale alla salute, il dottor Riccardi, e abbiamo avuto rassicurazioni relative alla volontà dell'amministrazione regionale di non mettere minimamente in discussione questo modello. Roberto Cosolini, consigliere regionale del PD, ha evidenziato che il modello Trieste può essere migliorato ed evoluto ma non modificato. Tatiana Roiz, senatrice Dem, ha sottolineato come vada tutelata la dignità delle persone per poi affrontare il futuro e rimarchiare come la riforma del sistema sanitario nazionale debba passare per la valorizzazione dei territori e dei medici di base. Il medico di famiglia è il primo punto di riferimento che ci deve dare poi l'indicazione su dove rivolgerci. Allora questo necessita di una revisione del sistema del reclutamento dei medici di famiglia.
E domani sarà a Trieste il presidente della Slovenia, Borut Pahor, per ricevere dal sindaco di Trieste di Piazza il massimo riconoscimento della città. I 3 stemmi di Trieste in oro, argento e bronzo, finora consegnato una sola volta all'ex presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi. Era il 2004. Il riconoscimento è assegnato a Pahor per gli anni di sforzi tesi a rafforzare i rapporti fra Italia e Slovenia e come espressione dell'amicizia italo-slovena. Pahor parteciperà anche a una cerimonia nella frazione di Santa Croce al Teatro Albert Sirk e visiterà il Museo della Pesca del litorale triestino. Nuovi fondi e una riorganizzazione dopo il blocco di alcune attività dovuto al Covid per l'ospedale di Gemona. A illustrare al territorio la ripartenza sono stati il vicepresidente Riccardi e l'assessore Barbara Zilli. Nuove risorse per l'ospedale di Gemona. A illustrarle oggi sono stati gli assessori regionali Riccardo Riccardi e Barbara Zilli, che hanno incontrato gli amministratori del territorio, il presidente della comunità di montagna e il direttore generale dell'azienda sanitaria Friuli Centrale. Le risposte per il nosocomio gemonese sono finalmente arrivate e lo dico perché c'è stata ovviamente una sospensione di quel progetto in forza dell'emergenza coronavirus. Il centro di riabilitazione cardiochirurgica sarà attivo, ci sono destinate le risorse in questa manovra estiva di bilancio per 20 milioni di euro per investimenti sugli ospedali minori con una dotazione finanziaria importante per il nosocomio gemonese. Questa è una promessa mantenuta della Giunta Fedriga. La riorganizzazione prevede 8 posti letto per l'hospice, 8 per le unità speciali, 20 per l'ospedale di comunità e 26 per le post-acuzie. La chirurgia ambulatoriale complessa sarà svolta nelle 4 sale operatorie esistenti. Il punto di primo intervento, attualmente sospeso a causa dell'emergenza Covid, sarà riattivato. Per il voto delle elezioni amministrative d'autunno ci sono comuni che stanno individuando sedi alternative agli istituti scolastici per i seggi. Per gli enti che eviteranno agli studenti di perdere giorni di scuola, il Ministero dell'Interno ha messo a disposizione apposite risorse finanziarie. Sarà così a Pordenone, a Trieste invece nessun cambio rispetto al passato. Le elezioni amministrative d'autunno sono pronte in alcuni comuni della regione ad abbandonare le scuole. L'esperimento era già stato provato in occasione dell'ultimo referendum e per l'autunno il Ministero dell'Interno ha messo a disposizione 2 milioni di euro in totale per chi individuerà sedi alternative agli edifici scolastici per i seggi elettorali. I soldi arriveranno in base alle sezioni spostate e soprattutto agli studenti che non dovranno assentarsi dalle elezioni, ma c'è tempo fino al 15 luglio per presentare il piano. Dei 38 comuni al voto, anche se manca una data certa, alcuni stanno prendendo in considerazione l'ipotesi, come nel caso di Pordenone. Ci stiamo orientando nella individuazione di palestre che siano idonee anche dal punto di vista delle norme, quindi devono avere accessi e uscite separate, non deve esserci promiscuità con l'attività scolastica e che consentono anche la prossimità dei quartieri, quindi magari trovare 5-6 punti in cui andare a votare all'interno della città. Stiamo predisponendo il piano, lo sottoporremo alla prefettura per poi avere gli eventuali contributi da parte dello Stato che comunque non copriranno interamente le spese, ma da questo punto di vista prudenzialmente abbiamo già accantonato le risorse necessarie. Tra i centri maggiori, studi alternative Cordenons, ma sono difficili da attuare, ammette il sindaco Andrea Delle Vedove. A San Vito al Tagliamento i seggi a scuola sono già un ricordo. Il primo cittadino, Antonio Di Bisceglie, conferma il voto in altri edifici pubblici come le ex scuole. Di parere opposto Trieste, Michele Lobianco, assessore ai servizi elettorali, e tranchant. Non abbiamo intenzione di modificare un sistema consolidato e che ha funzionato anche in occasione del recente referendum, dice. Nel capoluogo di regione, insomma, si voterà in classe. Valorizzare il ruolo strategico del Friuli nel corridoio Baltico-Adriatico, l'obiettivo della cabina di regia disegnata da Comune e Università di Udine, che è stata presentata oggi al presidente Fedriga. Comune e Università di Udine hanno creato una cabina di regia di esperti che possa sviluppare progetti concreti per valorizzare il ruolo strategico del Friuli nel corridoio Baltico-Adriatico, quale area ad alta industrializzazione con valenza retroportuale. Il gruppo è stato presentato questa mattina dal sindaco Pietro Fontanini e dal rettore Roberto Pinton al presidente della regione Massimiliano Fedriga. Il Friuli ha un'occasione unica per recuperare la propria storica vocazione di snodo europeo dei traffici commerciali, ha detto Fontanini, e questa opportunità passa necessariamente per il coinvolgimento del tessuto produttivo del territorio.
Nella missione di trasferimento tecnologico e di sostegno e sviluppo territoriale, in cui da sempre l'Università di Udine è impegnata, ha rimarcato il rettore Pinton, la costituzione di questa cabina di regia è un momento fondamentale di elaborazione di progetti di rilancio dell'intero territorio. Il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza è un'occasione che credo l'intero territorio non debba farsi sfuggire, conclude Pinton. Riprenderanno lunedì prossimo a Udine i lavori di sistemazione di via Grazzano che erano stati sospesi per problemi tecnici legati all'utilizzo dei materiali per creare il fondo stradale, cantiere che resterà aperto poi per 2 mesi. Partiti una volta terminati in via Vittorio Veneto, i lavori di via Grazzano a Udine hanno subito uno stop con le preoccupazioni sia dei residenti che di chi gestisce attività commerciali nella zona che i tempi si allunghino eccessivamente. Il vice sindaco rassicura che riprenderanno lunedì. È arrivato un po' in ritardo il getto del cemento perché non era pronto il materiale, hanno sospeso praticamente la lavorazione per 3 giorni perché doveva consolidarsi il materiale per poter posizionare il porfido con la resina. Perché è necessario il lavoro in via Grazzano? Perché via Grazzano ha più di 3/4 di via praticamente a cunette. Nel corso degli anni, di tanti anni, ha perso praticamente la percorribilità e soprattutto la sicurezza. Quindi è una spesa molto ingente che noi sosteniamo per rimettere in sesto, si dice in maniera chiara, l'intera via. E per quanto riguarda le attività commerciali, erano state allertate, lo sapevano e quanto dovranno sopportare praticamente i lavori, soffrire durante il periodo estivo? In via Gemona 1 mese e mezzo, in via Vittorio Veneto 1 mese e qualcosa, 1 mese e una settimana, via Grazzano sono 2 mesi e mezzo. È stato inviato oggi al Ministero della Cultura il dossier realizzato da Pordenone per la candidatura a Capitale del Libro 2022. La città sul Noncello ufficializzerà a breve anche la corsa a Capitale Italiana della Cultura per il 2024. Comincia la sfida di Pordenone per ottenere la corona di Capitale Italiana del Libro 2022. Tutta la documentazione predisposta con i partner culturali del territorio, Pordenone Legge su tutti, è pronta. Noi oggi presenteremo al Ministro il dossier di partecipazione, un dossier di partecipazione che soprattutto è un dossier condiviso. Abbiamo voluto che questa candidatura fosse condivisa da un centinaio di associazioni. La città sul Noncello, che in caso di vittoria otterrebbe 500.000 euro, se la dovrà vedere con Ivrea e altre pretendenti ancora nell'ombra. E a breve sarà ufficializzata anche la corsa Capitale Italiana della Cultura 2024. 10 giorni fa è uscito il bando di partecipazione, in questi giorni stiamo approntando tutti i documenti, verranno presentati, ufficializzeremo la nostra partecipazione e dopo, entro naturalmente metà ottobre, presenteremo questo dossier condiviso con tutti e speriamo bene. Cerimonia di consegna nel pomeriggio delle bandiere blu alle darsene e marine di Lignano Sabbiadoro. Ospiti tra gli altri l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini e il sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica Vanni Agava. Che quest'anno il Friuli Venezia Giulia si è dimostrato performante in numero di bandiere blu assegnate, sono 14, per Lignano Sabbiadoro ormai è un appuntamento fisso. Questo è un segnale che, come dire, rafforza il Friuli Venezia Giulia nella già ricca offerta turistica, quindi molto bene, significa che l'ambiente, Lignano, il mare, la spiaggia, i servizi offerti dalla comunità sono servizi tali da meritarsi la bandiera blu. Bandiera blu vuol dire economia circolare, vuol dire la purezza delle acque, vuol dire anche la gestione delle acque reflue e quindi in tutto questo Lignano ancora una volta con bandiera blu è un onore per noi e per me soprattutto questa sera essere qua a contribuire alla riuscita di questo evento. Senza linee guida e senza una data di riapertura, le discoteche friulane rischiano di alzare bandiera bianca. La stagione è ormai andata, dicono, la gente si assembra ovunque, ma noi restiamo chiusi. Sentiamo Adriano Cerato, titolare di un locale notturno di Lignano, in un estratto della trasmissione Screenshot che andrà in onda questa sera alle 19:45. Il problema è che la stagione fa 10 giorni, qui è ormai andata, cioè di cosa stiamo parlando? Noi stavamo aspettando, quello che noi chiediamo fondamentalmente è un via libera, perché c'è un via libera totale.
Le piazze non hanno alcun tipo di regolamentazione, va bene? Non chiedono né Green Pass né tantomeno tamponi e c'è l'assembramento in ogni dove. E non sto parlando di Lignano, sto parlando ovunque. La situazione è questa, le discoteche al momento attuale sono allo sbando e non è stata trovata una soluzione, per cui ci hanno equiparato a quelle che sono le regolamentazioni che vanno a regolare i bar ed i ristoranti. È imbarazzante, ma sfiora il tragico-comico, quando comunque si balla ovunque, in qualsiasi posto, tranne in quei posti in cui è consentito ballare, quali potrebbero essere appunto le discoteche. Al momento non abbiamo alcuna linea guida, perché la discoteca di fatto non esiste, non c'è, non è regolamentata. Quello che noi chiediamo è regole uguali per tutto. Meno ipocrisia, meno paradossi, va bene, e più, va bene, attenzione al bene comune. Il Friuli Venezia Giulia si divide in due per la finale degli europei di domenica, non certo per il tifo quanto per il diverso modo di seguire la partita e le diverse organizzazioni pensate dai comuni. C'è chi ha allestito maxi schermi e c'è chi invece ha lasciato l'iniziativa agli esercizi pubblici a bar e ristoranti, e in alcuni casi come a Trieste e a Udine anche con limitazioni. Palmanova, Monfalcone e Cormons sì, Udine, Trieste e Gorizia no. Il Friuli Venezia Giulia si divide per la finale di Euro 2020 tra comuni che scelgono di allestire maxi schermi e chi invece preferisce demandare ai locali pubblici la gestione della folla tricolore. È il caso questo di 3 città capoluogo su 4. I sindaci Fontanini di Piazza e Ziberna hanno preferito non prevedere alcuna proiezione pubblica della partita per evitare gli assembramenti che si sono inevitabilmente scatenati dopo il rigore decisivo di Jorginho tra Piazza Pieno Maggio a Udine e le Rive a Trieste. E proprio lì la prefettura ha chiesto il rafforzamento delle forze dell'ordine in campo per l'ordine pubblico, che in caso di risultato positivo potrebbero anche decidere di chiudere al traffico il lungomare triestino, mentre a Udine non ci sarà nemmeno l'Edwall nel Giardin Grande, troppe persone per la semifinale, troppo pericoloso. Non ci sarà maxi schermo nemmeno a Lignano Sabbiadoro, con buona pace di turisti e residenti che dovranno dividersi tra le case e i tanti ristoranti che la trasmetteranno. Di scelta opposta Pordenone, che allestirà in piazza 20 settembre un maxi schermo, senza però dimenticare la pandemia. 830 posti a sedere, tutti su prenotazione, con mascherina obbligatoria anche se si è all'aperto. A ospitare i tifosi sarà anche Piazza della Repubblica Monfalcone, mentre in Piazza Grande a Palmanova si replicherà quanto successo per i quarti di finale a Lignano. Prima la partita e poi il concerto di Max Pezzali. Infine a Cormons, dove la giornata dell'arrivo in piazza del Giro Donne terminerà con la finale di Euro 2020 e il commento live di Bruno Pizzul. E c'è una curiosità per quanto riguarda proprio Bruno Pizzul, perché i social hanno richiesto a gran voce che fosse lui a commentare la finale degli europei al posto di Alberto Rimedio, fermato dalla positività al coronavirus. Ma Twitter e Facebook, dove appunto questa richiesta è entrata prepotentemente in tendenza, non sono stati ascoltati dai vertici di Rai Sport, che hanno deciso di affidare la telecronaca della finale a Stefano Bizzotto. Chiara Cagnero è pronta per la sua quinta Olimpiade con ambizione, decisione, anche con un pizzico di commozione per il fatto che questa volta la famiglia dovrà rimanere a casa. Sentiremo la sua intervista nell'appuntamento con Sport FVG subito dopo il nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.